Uno spazio speciale, un parco meraviglioso nel cuore di Villafranca Padovana. Questo, il nuovo viaggio di itinerari turistici. Un vero polmone verde, ricco di alberi e di vegetazione, che merita di essere valorizzato per la sua ricchezza storica e naturalistica. E allora venite con noi, perché ci aspetta la natura e il benessere di Villafranca Padovana. Ci troviamo all'incrocio dei due assi principali di Villafranca Padovana, in un luogo storico, e quello che vedete alle mie spalle è il piccolo santuario della Madonna delle Grazie. Sì, qui apparve la Vergine nel 1479 e fu costruito poi successivamente questo piccolo tempio nel 1505. Ne parliamo con Fabio Varotto. Buongiorno Fabio. Buongiorno, buongiorno. Questo piccolo tempio che richiama tantissime persone ogni anno, ma qui ci troviamo in un luogo storico per tante cose, Fabio. Sì, innanzitutto questo è l'incrocio di due strade, ma quello che è importante per questo santuario è il fatto che nel 1479 una ragazzina di 12-13 anni che era muta riprese la parola per l'apparizione di quella che era la Vergine Maria. Ovviamente tutto questo venne così amplificato dai popolani che chiesero la costruzione di un santuario che ricordasse questa vicenda. Il santuario è tardo cinquecentesco, è costruito nel 1505, è stato arricchito nel tempo con piccole opere d'arte interne e c'è ancora questo posto dove è apparsa la Madonna. Allora entriamo e andiamo a vedere questa piccola statua e questo posto speciale. Si scendono le scale e proprio dietro all'altare, qui, c'è il posto esatto in cui ha messo piede la Vergine. Questo posto che si può toccare, vero Fabio? Sì, questo è il tabernacolo che è stato costruito in quell'occasione con l'effigie della Madonna con un bambino che la bimba muta aveva raccontato di aver visto. La bimba che non aveva mai parlato incominciò a riprendere la favella, come si disse a quel tempo. Pellegrino che arriva non è solo perché trova anche le suore. Questo santuario era in tutto e per tutto governato da un'unità a sé stante che non era legata alla parrocchia. Ma noi usciamo perché abbiamo qualcos'altro da raccontarvi, sì, perché abbiamo parlato di due incroci di strade. Usciamo. Siamo usciti e abbiamo parlato di un incrocio di strade, Fabio. Via Madonna con l'Arzeron della Regina. Sì, un Arzeron, gentili telespettatori, non è altro che un argine con una sua storia. Sì, che ha avuto la funzione di dividere il territorio ma di essere un asse stradale. Di antichissima origine, probabilmente già di origine romana. In questa strada poi è diventata anche la via della transumanza, la via con cui si portavano le greggi dalla città di Padova verso l'altopiano di Asiago e nel ritorno. Allora seguiamo questa strada, Fabio, e arriviamo con pochi passi a Parco Favaretti, quello che viene chiamato qui a Villafranca Padovana il giardino romantico. Parco Favaretti, e lì passava la direttrice chiamata l'Arzeron della Regina. Parco Favaretti aveva un'area importante e lì c'era l'antica osteria Favaretti, dove naturalmente si fermavano i viandanti per ristorarsi. Sì, da qui parte la storia. Questa era la strada, il punto di arrivo a Villafranca, dove ci si fermava, che però continuava più a nord, a pochi chilometri, a 1,5 chilometri, con quello che era un altro importante sito di Villafranca, che è la Villa Tiene in località Cicogna, progetto del 1560 di Andrea Pallani.
Un parco che ancora al giorno d'oggi, questo è importantissimo, sì, perché si erge proprio nel centro vivo di Villafranca Padovana. Abbiamo la seconda edizione proprio qui di Natura e Benessere, un'informazione per tutte le persone che vogliono passare qualche ora tra il verde e la scienza di questo bel mondo. Andiamo a vedere. La manifestazione nasce per promuovere un parco che si trova nel cuore del paese, Parco Favaretti, un vero polmone verde ricco di alberi che merita di essere valorizzato per la sua ricchezza ambientale e storica, essendo stato un giardino privato e un luogo segnato dalle mappe del catasto napoleonico. Parco Favaretti è chiamato anche il giardino romantico, un luogo per incontrarsi, per sedersi e leggere un libro sotto il fresco di un albero, con la casetta dei libri, un parco per le famiglie con i giochi per i più piccoli, un parco con il Bug Hotel per gli insetti impollinatori, uno spazio speciale. E quale iniziativa poteva riassumere queste caratteristiche se non Natura e Benessere, arrivata alla sua seconda edizione? Un evento creato per promuovere il mondo dell'ambiente e del benessere naturale, dedicando spazio alle realtà locali. Portiamo, gentili telespettatori, nelle vostre case le tante cose da scoprire che vengono proposte oggi in questa domenica qui a Villafranca Padovana. Ad esempio, questo è un mandala. Il mandala è un simbolo che usano anche i monaci tibetani, ma lo vogliamo spiegare bene? Lo usano per manifestare l'impermanenza della vita. Loro lo fanno creando dei grossi mandala con la sabbia, molto complessi ed elaborati, ci mettono anche mesi per farli, e poi alla fine, quando l'hanno completato, lo rovesciano e lo distruggono proprio per dare questo senso. Insomma, ricordarci che siamo impermanenti forse ci aiuta a essere meno concentrati sulle cose inutili. Cosa vuol dire centrarsi? Essere presenti nel qui e ora. Nel qui e ora. Come avete capito, stiamo parlando di mente, corpo e spirito, in questo caso di corpo. Una disciplina particolare è quella del riequilibrio posturale. Sì. Che cos'è un riequilibrio posturale? Allora, il riequilibrio posturale ed energetico in realtà comprende esattamente tutte queste tre diciamo sfere che lei ha nominato, quindi sia il corpo che la mente che lo spirito e l'energia. Praticamente il riequilibrio posturale ed energetico è una pratica, un metodo molto dolce che serve per andare a sciogliere le tensioni praticamente del corpo e non solo. Ma attraverso un massaggio? Attraverso il tocco, diciamo, del corpo, attraverso delle mobilizzazioni morbide delle articolazioni della muscolatura, o anche attraverso, diciamo, il semplice rimanere ferma, diciamo, sul corpo, piuttosto che lavorare sul campo elettromagnetico della persona, sempre con le mani. Un vero e proprio cammino di guarigione, sì, spirituale, anche attraverso degli oli. Degli oli che aiutano il nostro benessere. Vanno messi sul corpo, non vanno ingeriti, ma vanno messi su determinate posizioni del corpo, proprio per aiutare a riprendere il nostro benessere psicofisico. Io vedo anche delle cose interessanti, sì, ma anche carine, ma che hanno un loro scopo, un loro significato. Sono dei braccialetti. Bracciali in rame. Ci aiuta ad alleviare i dolori. È una cosa antica che utilizzavano i nostri avi, si può dire, e aiuta proprio ad alleggerire i dolori. In questo stand, attraverso la naturopatia, si lavora per la donna, vero Marzia? Sì, come naturopata, come consulente sessuale, come counselor, lavoro con le donne e lavoriamo sulla consapevolezza corporea, soprattutto il pavimento pelvico, la ciclicità mestruale, la ciclicità più globale della donna, e quindi conoscere le proprie energie ormonali che sono in stretta relazione con la natura, la consapevolezza di come funziona il proprio corpo. Come, in che modo si lavora? La presa di consapevolezza del corpo, quindi esercizi corporei. Lavoriamo con le energie, quindi con i chakra. Sì. Lavoriamo con tutta la simbologia della ciclicità mestruale e gli archetipi femminili. E in questo
contesto si parla della disciplina del Reiki. Esattamente, il Reiki è una disciplina giapponese, si tratta di canalizzare l'energia che arriva dall'universo e trasmetterla. L'operatore Reiki fa un trattamento alle cose, alle persone, agli animali in base insomma alle necessità per riequilibrare, portare equilibrio, tranquillità alle persone che vogliono beneficiare di questi trattamenti. Lei è anche un insegnante di Reiki? Esattamente, sono un insegnante di Reiki. Quindi si può anche imparare, si può partecipare ai seminari, si parte con un primo livello e si arriva al terzo. E poi... Multiriflessologia facciale vietnamita, una disciplina recente, nata nel 1980. Di cosa si tratta? Si tratta di un metodo naturale tramite il quale possiamo prenderci cura della nostra salute in modo autonomo, quindi autotrattarci sul viso per regolare le disarmonie del nostro corpo. Con questi strumenti poi noi trattiamo anche altre zone del corpo e questo si impara con i corsi più avanzati. Noi puntiamo molto sul fare il corso base per l'autotrattamento in modo che le persone siano autonome. La numerologia è uno strumento sacro che si perde nella notte dei tempi al servizio dell'uomo, vero Alberto? Certo, la numerologia è uno strumento che ci permette di analizzare quella che è la personalità umana su più livelli e quindi capire cosa si nasconde dentro di noi in termini di ombre, qualità, talenti, predisposizioni lavorative e tutto quello che ci riguarda per vivere una vita in maniera più consapevole. Nome, cognome e data di nascita in realtà nascondono un codice. Questo codice va decodificato e all'interno di questa decodifica c'è tutto quello che ci riguarda. Una vera e propria scienza, tu hai detto? Sì, è una scienza anche esatta. A intrattenere il pubblico il Librobus, una biblioteca ambulante che fa laboratori per ragazzi, per la promozione della lettura, uno stand di libri per ragazzi e per completare la giornata in allegria il gruppo Danze Popolari di Villafranca, per poter coinvolgere anche il pubblico. Pirulan, questa storia inizia da qua con il girabus e i nostri bambini. Certamente. Cosa fa il girabus? Il girabus è un piccolo camioncino che porta con sé tanta creatività, sia a livello di manualità, sia di racconto di storie, tanti libri. Insomma, è un modo per socializzare in mezzo alle piazze e in mezzo ai parchi belli come questo di Villafranca Padovana, ovunque. Cosa vuol dire lavorare con un bambino? La creatività, l'intraprendenza, la sensibilità per questa categoria in crescita. È una responsabilità enorme dove c'è bisogno di esperienza, di anni di lavoro, di capire proprio e soprattutto diciamo di mettere in primo piano la relazione che nasce di volta in volta sempre nuova con le persone, in questo caso bambini, che è di fronte. Ascolto, lettura e divertimento, con il girabus naturalmente. Chiudiamo il nostro viaggio da dove siamo partiti, sì, perché a fianco del santuario della Madonna delle Grazie sorge un altro parco di carattere sacro. Vi lascio con le immagini della Via Crucis che vedete alle mie spalle di questo parco, testimonianza della devozione popolare dei cittadini di Villafranca Padovana. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi aspetto la settimana prossima con il nuovo viaggio di itinerari turistici. Buona serata.